Malori fatali alla guida e in casa, nella Marca termometro a 38 gradi e vittime da una parte all'altra della provincia. A Milies di Segusino, poco prima delle 13, un anziano di 81 anni di Quero, nel bellunese, Giuseppe Gallina, colpito da un malore, è precipitato con l'auto in una scarpata. Sono intervenuti i vigili del fuoco con mezzi di terra ed elicottero, il soccorso alpino e il SUEM di Crespano per raggiungerlo, ma per lui non c'era più nulla da fare. Sono stati gli amici che lo attendevano in una baita vicina a dare l'allarme. L'anziano tardava, hanno ripercorso la strada a ritroso e hanno fatto la terribile scoperta. A Castelfranco è stata trovata morta in casa una 66enne affetta da diabete, Vania Trevisan. I vicini non la vedevano e hanno chiesto il 118. Nell'appartamento di Via Verdi la temperatura era elevatissima. Caldo complice anche del decesso di un'anziana di 94 anni di Montebelluna, sempre in giornata, mentre a Treviso anche le alte temperature potrebbero aver contribuito a stroncare un 65enne residente in via Plinio il Vecchio a Santa Maria del Sile, Piero Conte, soffriva di diabete e cardiopatia. Solo in mattinata gli interventi del SUEM 118 per malori sono stati 60, molti gli anziani stremati per strada da sole e caldo.